Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Vedete già nelle immagini la nostra inquadratura larga. In studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Ciao Alessandro. Bentrovati. E allora, come sempre, ci ritroviamo a lunedì, facciamo il bilancio di quello che è stato il fine settimana calcistico per le siciliane, diciamo di Serie C questa settimana, perché non ha giocato il Palermo per la pausa legata alle partite della Nazionale. Ma intanto, Alessandro, come sempre noi cominciamo con il Catania e allora con la grafica e con la regia, se siamo pronti, vediamo e facciamo il punto del girone meridionale di Lega Pro con i risultati. Vedremo anche la classifica, una classifica che in realtà non è ancora definitiva perché manca un match da giocare. Vediamo se possiamo farvi vedere intanto i risultati. Vedete, l'ultima partita che manca stasera è Foggia Cavese, mentre invece Casertana Atalanta Under 23 è stata rinviata al prossimo 3 di dicembre. Allora, i risultati ci dicono che il Catania ha perso sul campo del Casarano, ma ci sono anche altre gare che vanno evidenziate, come ad esempio la vittoria del Benevento per 3-1 sul Monopoli. Ha vinto anche la Salernitana in trasferta sul campo dell'Altamura. Qui ci sono state tante discussioni, tante diciamo proteste di cui parleremo stasera per quanto riguarda il Catania, rigore negato. Vediamo la classifica come si è ridisegnato dopo questi match, dopo queste gare. La Salernitana in testa con 30 punti, il Benevento a 29, mentre il Catania sconfitto resta a 28, ma c'è il Cosenza che sale a 26, una squadra temibile. Monopoli 22, Crotone Casarano 21, a 19 la Casertana il Potenza, poi Trapani 17 assieme all'Atalanta Under 23, anche se l'Atalanta abbiamo visto che deve ancora giocare. Poi Cerignola 16, Cavese Giuliano con l'Altamura a 15, Latina 14 punti, 13 per il Sorrento, a 12 Siracusa che ha lasciato l'ultimo posto, Picerno 10 assieme al Foggia. E siamo al Catania. Alessandro, una battuta a vuoto per la squadra di Domenico Toscano, una battuta al vuoto che pesa tantissimo perché si ritrova terzo il Catania. All'inizio di questa giornata era primo da solo, guardava tutti dall'alto verso il basso, adesso si ritrova ad inseguire. Beh, è una prova di maturità fallita che possiamo collegare alla partita di Cosenza, perché a Cosenza il Catania arrivò da capolista con 3 vittorie su 3 partite e perse malamente. A Casarano è arrivata da capolista per la seconda volta, diciamo, in questa stagione e ha perso non malamente nel punteggio, ma sicuramente con una prestazione molto al di sotto delle potenzialità e quello che era, insomma, è stato espresso nelle partite più recenti. E chiaramente questo gol che state vedendo di Cagliazzo ha fatto pendere l'inerzia della gara per il Casarano, che arrivava da 5 sconfitte consecutive e quindi attraverso questo gol è in qualche modo tornato su una dimensione di maggiore tranquillità. Il Catania invece da questo gol non si è ripreso, eccezione fatta per quell'episodio a cui facevi cenno tu, che indubbiamente è un episodio che pesa nell'economia della partita perché è calcio di rigore e quindi se poi il Catania lo trasforma siamo al 50° e inizia un'altra partita, però diciamo dobbiamo, che nel calcio no, contano assolutamente poco. No. Dobbiamo concentrarci chiaramente sui motivi e sulle cause di questa prestazione negativa che ci racconta in queste 14 giornate di campionato un qualcosa che è accaduto a Casarano ma che era già accaduta, nel senso che il Catania nelle circostanze in cui è passato in svantaggio in questa stagione, sempre e soltanto fuori casa, perché in casa al momento ha la rete inviolata, quindi non è mai passato in svantaggio, fuori casa in tutte le circostanze in cui ha subito il gol che ha aperto il risultato, non è mai riuscito a ribaltarlo. In una sola occasione a Trapani è pervenuto al pareggio dopo la rete di Fischnaller, segnò Lunetta. Negli altri casi, parlo di Cosenza, parlo di ieri, il Catania da queste situazioni di punteggio sfavorevole non è riuscito a ritrovarsi, quindi dobbiamo interrogarci se è un problema di carattere tecnico-tattico rispetto all'avversario di turno, se è un problema di carattere mentale e soprattutto di un quid di maturità
che in queste circostanze è mancato nella prestazione del gruppo di Toscano, e sempre andando anche a collegarci su quello che è un fatto che sta diventando abbastanza frequente nelle ultime partite, cioè la mancata realizzazione da parte del centravanti di ruolo, che è un fatto che sta caratterizzando le più recenti uscite del Catania. L'ultimo gol di un attaccante centrale del Catania risale alla partita con la Salernitana in casa, quando realizzò Francesco Forte. Successivamente sono stati alternati in quel ruolo Forte e poi Caturano. Il Catania non è mai riuscito ad andare in gol col centravanti. Colpa dell'attaccante o colpa del gioco o non gioco che il Catania ha espresso in queste più recenti uscite? Sono tutti temi che magari stasera affronteremo nel corso di Corner, insieme ovviamente alle questioni arbitrali, che non si limitano alla direzione disastrosa di Frasiniak in Casarano Catania, ma anche ad altri episodi che hanno inciso notevolmente sull'andamento di altre partite che interessano le contendenti del Catania, nello specifico in Altamura Salernitana. Sull'1-1 è stato annullato ingiustamente un gol all'Altamura che avrebbe riportato avanti a metà ripresa la squadra di Mangia, un fuorigioco che assolutamente non è testimoniato né dalle immagini né da quello che poi non si sa cosa hanno rivisto all'FVS l'arbitro e i suoi collaboratori, tant'è che poi insomma, questo è un fatto che ha inciso non poco sul risultato finale, che poi la Salernitana è riuscita ad ottenere con un calcio di rigore che oggettivamente c'era, perché il fallo ai danni di Ferrari è all'interno dell'area di rigore, anche se di poco. Però se sull'1-1, ripeto, l'Altamura ha convalidato il gol del 2-1, è ovvio che nasce un'altra partita e probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso. Su Frasiniak la considerazione più evidente è perché è stato designato un secondo anno come Frasiniak per la partita della capolista. In quel momento, sabato, il Catania è arrivato a Casarano da capolista, è stato designato un secondo anno con appena 14 gettoni di presenza tra i professionisti, quando sia la Salernitana che il Benevento hanno avuto come arbitri due quinto anno, Di Francesco per Altamura Salernitana e Gauzzolino per Benevento Monopoli. Questi sono gli interrogativi che secondo me legittimamente ci dobbiamo porre per capire con quale criterio il designatore Orsato effettua le designazioni. La questione arbitrale, la questione FVS, secondo me dovrebbe essere motivo di attenta riflessione da parte del designatore, ma dico anche della Lega Pro, perché società come il Catania, che vantano la società più importante delle 60 squadre della Serie C, ma non lo diciamo noi, lo dicono i numeri, lo dice il botteghino, lo dicono gli abbonamenti per le pay TV. Nessuno qui vuole favoritismi, però stesso trattamento. Angelo, cioè, non può passare il messaggio che, perché poi non è neanche velato, perché Gravina qualche settimana fa, il presidente della FIGC, ha detto di avere simpatia per la Salernitana, dico, ed è una dichiarazione incauta, perché tu lo puoi anche pensare dentro di te, ma istituzionalmente non puoi fare queste dichiarazioni. Dico, non vorrei che passasse il messaggio che siccome l'anno scorso la Salernitana è stata sacrificata per salvare la Sampdoria, perché poi di questo parliamo in maniera abbastanza chiara, quest'anno, tra virgolette, debba essere risarcito per quello che il club campano debba essere risarcito. Non vogliamo entrare l'anno scorso in questi discorsi. Non ci voglio entrare, però sai, 1 più 1 più 1 fa 3, quindi tutte queste considerazioni che stiamo facendo sono volte chiaramente a una garanzia di regolarità del campionato in tutti i suoi aspetti. Speriamo che comunque in ogni anche caso gli highlights, Angelo. Certo. Gli highlights, cioè non si capisce perché, e poi mi taccio. Non si capisce perché Salernitana-Crotone di lunedì scorso, il gol annullato alla Salernitana, tra l'altro legittimamente, perché c'era sia fuorigioco che fallo di mano,
è stato montato negli highlights che poi sono stati distribuiti dalla produzione. E il gol annullato ieri all'Altamura non è stato inserito negli highlights di Altamura Salernitana, men che meno il fallo su Rolfini è stato inserito negli highlights di Casarano Catania. Tra le altre cose devo dire che perché. la produzione della partita di sabato del Catania era munita di diverse camere, quindi non era un semplice bicamera, c'era la possibilità di poter mostrare più immagini e più episodi. Sono degli interrogativi che Esattamente. legittimamente ci poniamo e che vorremmo che fossero attenzionati da chi dirige la baracca. Allora Alessandro, adesso sentiamo le parole di Tiago Casasola, che ha parlato diciamo del match di sabato con grande onestà intellettuale, però ha spiegato qual è stato, diciamo, il problema, quali sono stati i problemi del Catania sabato. Non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto i primi 20 minuti, e nel momento in cui loro hanno fatto gol poi non siamo stati bravi appunto a ribaltare la partita. Secondo me, nonostante poi ci abbiamo messo voglia e determinazione, abbiamo sbagliato un po' troppo negli ultimi metri. Questa è stata un po', diciamo, la partita di oggi, perciò ci prendiamo assolutamente le nostre responsabilità, guardiamo avanti, sappiamo che il campionato è un campionato tosto, duro e complicato e che ci serva di lezione. Insomma, la riflessione di Casasola dice che serva di lezione è importante, però è un peccato per il Catania avere sciupato una grande opportunità, è un peccato perché il Catania non ne ha saputo approfittare per 2 settimane di seguito di una possibilità, di un calendario certamente favorevole. Non l'ha fatto. 2 settimane in realtà sono 2 gare, non 2 settimane consecutive, perché anche con la Casertana si poteva e si doveva, secondo me, portare a casa la vittoria. È vero, c'è stato quel rigore che stasera poi analizzeremo. Innanzitutto l'espulsione di Gherardi che secondo me proprio ha cambiato l'inerzia della gara. Sì, però quel rigore. Però consente di dire che una squadra come il Catania, anche se resta in 10, deve poter portare a termine, a conclusione, una gara tra mille difficoltà indubbiamente, però serve un po' più di carattere, mettiamola personalità, così. Personalità e soprattutto malizia. Cioè, in queste situazioni quando si deve buttare il pallone in tribuna, si butta in tribuna, appunto, senza mezzi termini. Allora, tra quel poco che possiamo salvare la partita di Casarano, andiamo a vedere chi a nostro avviso è il top del match per quanto riguarda la gara del Capozza, che riguarda appunto Emanuele Cicerelli, che quantomeno ha provato, anche se in maniera sporadica e soprattutto sul calcio piazzato, a impensierire il portiere Bacchin. L'attaccante classe 94 finora ha messo a referto 14 presenze con 5 gol e 3 assist. È un avvio di stagione che ci riporta a quello che Cicerelli ha combinato l'anno scorso a Terni, quando in 44 presenze riuscì a mettere a referto ben 19 gol e 10 assist. Quindi la conferma che Cicerelli, un giocatore che in questa Serie C spesso e volentieri fa la differenza. Alessandro, prima di salutarci, cosa possiamo dire? Possiamo dire che nelle prossime ore è atteso l'arrivo in città di Ross Pelligra, una presenza certamente non casuale in considerazione del fatto che la settimana scorsa è arrivata la comunicazione della aggiudicazione di Torre del Grifo al club di cui è proprietario appunto Ross Pelligra, quindi è evidente che la presenza in città del patron è funzionale appunto a mettere in pratica tutti gli adempimenti che adesso dovranno essere espletati per avere definitivamente attraverso roggio notarile la proprietà del centro sportivo. Parleremo anche di questo questa sera a Corner. Grazie intanto per essere stato con noi. Adesso facciamo una breve sosta, fra poco poi avvieremo i nostri collegamenti per parlare di Palermo che ha riposato, di Trapani e di Siracusa. Tutto questo fra poco, restate insieme a noi. Bene, siamo di nuovo insieme ad Anteprima Corner, fra poco sentiremo Marco Gullà. Abbiamo già Marco Gullà collegato però al telefono in questo momento, fra poco ripristineremo
speriamo bene, il collegamento anche in audio e in video, anche in video adesso. Marco, buon pomeriggio allora. Quello che... Grazie Marco. Quello che volevo chiederti, questa settimana, diciamo, di sosta, secondo te ovviamente, è servita a Inzaghi in qualche modo per ritrovare, uso un termine forte, la sua squadra? Guarda Angelo, l'ultima sosta ha portato malissimo al Palermo, perché il Palermo addirittura era al secondo posto, proprio tallonava il Modena per sorpassarlo poi nello scontro diretto che avrebbe avuto dopo la sosta. Poi arrivò un pareggio e da lì in poi il Palermo ha iniziato questo, si è addentrato in questo turbinio di crisi e di cattivi risultati, quindi l'ultima sosta certamente non ha portato bene al Palermo, però il Palermo veniva da un periodo positivo. Questa volta invece la sosta arriva in un periodo decisamente negativo per il Palermo. L'ultima sconfitta la formazione rosanero l'ha rimediata a Castellammare contro la Juve Stabia, quindi vedremo se questa volta la sosta, contrariamente a quanto accaduto invece qualche settimana fa, sarà quantomeno risolutrice su alcuni problemi di questa squadra che sono atavici, come il centrocampo. Il Palermo ha una lacuna al centrocampo, non riesce ancora ad avere un leader, un giocatore che possa reggere la manovra e soprattutto illuminare il gioco offensivo. Vedremo se in queste settimane di riposo Inzaghi avrà lavorato su questo. Lo scopriremo a partire dalla gara di sabato contro l'Entella fuori casa, una partita decisamente insidiosa, perché l'Entella intanto è una squadra abbastanza forte, una squadra che comunque anche in questo campionato, pur essendo una neopromossa, ha giocato un ottimo calcio e soprattutto Angelo ha anche dimostrato, intanto forse stiamo ripristinando il collegamento. Sì, non appena, ecco, ti vediamo, io ti vedo in bassa frequenza, adesso ti vedo anche diciamo in video. Marco, dicevamo allora dell'Entella, prossimo avversario del Palermo. Un attimo, perché si è di nuovo interrotto il collegamento, lo vediamo a tratti, speriamo di poter tornare a Palermo da Marco Gullà. Dicevi dell'Entella? Niente, non abbiamo... Sì, non so se adesso Marco, probabilmente Marco non mi sente, il problema in questo momento è questo, dobbiamo ricontinuare di nuovo. Ti sento Angelo. Benissimo, tu mi senti, adesso speriamo di vederti anche in video. Per adesso ti sentiamo comunque con un buon audio, adesso ripristineremo anche il collegamento in video. Comunque dicevi dell'Entella, questo avversario del Palermo nel prossimo turno. Sì Angelo, adesso ti vedo, finalmente credo che abbiamo ripristinato le nostre tecniche, anomalie che ci sono, come ho raccontato anche poc'anzi, del Palermo, che quindi dicevo a centrocampo di avere questa voragine di questa squadra che non riesce appunto a creare gioco. E allora la prossima partita, quella contro l'Entella, che è un avversario intelligente, un avversario che tra l'altro, caro Angelo, ha battuto il Milan in amichevole ultimamente, quindi squadra che sa giocare a calcio e che quindi approfitta anche del suo cattino, il suo stadio, proprio per provare a dare un'altra batosta al Palermo. Però certamente Palermo ha delle velleità, delle volontà di voler tornare lì nella zona VIP della classifica, non può certamente ancora un'altra volta. Attenzione, perché la prossima sosta, ovvero che poi la sua invernale, quella che chiuderà praticamente l'anno 2025, poi riaprirsi nel 2026, Palermo ha 6 partite molto molto importanti, quindi in 36 giorni dovrà affrontare 6 gare che potranno essere certamente grafiche così sulle ambizioni di questa squadra. Marco, prima di salutarci, tu prima facevi un accenno ai cambiamenti che ci potrebbero essere soprattutto in mezzo al campo. Si potrebbe vedere qualcosa di diverso, cioè quindi Ranocchia magari non partire titolare e magari ci può essere un suo sostituto lì nella zona che dovrebbe essere la regia? Angelo, Ranocchia non potrà partire titolare perché è squalificato. Sì, no, dico, però quello che sta studiando
ti chiedo scusa, quello che sta studiando Inzaghi è un'alternativa, a questo mi riferivo io, cioè nello scacchiere tattico senza Ranocchia ci sarà diciamo un giocatore diverso con attitudini e qualità diverse, in questo senso dicevo io, ma anche per il futuro, non perché c'è la squalifica. Hai studiato le carte Rosanero, Angelo, No. perché proprio Inzaghi sta lavorando per trovare ovviamente un vice Ranocchia e contro l'Entella sarà Vasic. Vasic tra l'altro è un giocatore che in questo momento non ha mai insomma brillato, ha giocato in tantissimi ruoli, non convincendo quasi mai. Inzaghi verosimilmente con Entella dovrebbe schierarlo al posto di Ranocchia, quindi quasi nelle vesti di un playmaker, di un regista. Staremo a vedere se Vasic riuscirà a ricoprire questo ruolo. Poi non c'è Gomez, non c'è Giasi, quindi è un centrocampo obbligato, Segre ovviamente, Blen, c'è Palumbo, insomma 4 posti, 4 giocatori per 3 maglie, anche perché comunque poi gli esterni saranno confermati, Augello e Pierozzi, e in avanti c'è l'altro grande dubbio, Poyampalo ovviamente certo di una maglia, anche se Poyampalo ultimamente è apparso sottotono con la sua nazionale, la Finlandia, e poi l'altro posto dovrebbe essere di Brunori. Saremo a vedere se questa volta Inzaghi lo schiererà dal primo minuto, se metterà prima le Doiron. Insomma, i due si contenderanno una maglia per supportare poi Ampalo in avanti a Chiavari. Grazie, allora grazie a Marco, con 1000 difficoltà siamo riusciti alla fine a portare a casa questo collegamento con Palermo. Grazie Marco, ci racconterai dell'avvicinamento alla partita, immagino già da domani perché qualcosa si muove in casa Rosanero e quindi vorremmo cercare di capire quello che ci hai detto oggi, se poi nel proseguo dei prossimi giorni si confermerà oppure no. Molto bene, ci rivediamo con Anteprima Corner la prossima settimana. Grazie a voi. Grazie. Adesso invece torniamo di nuovo al campionato di Lega Pro e vorrei vedere se la regia è d'accordo la classifica del campionato di Lega Pro, il girone meridionale, il girone C, perché volevo sottolineare, evidenziare come il Siracusa, adesso parliamo del Siracusa, non sia più il fanalino di coda di questa classifica, perché c'è il Foggia, c'è il Picerno e il Siracusa che ha battuto fra l'altro proprio il Picerno adesso è a +2 rispetto a quel 10 che rappresentava il fondo della classifica. Andiamo allora dal nostro Marco Petrolito. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, sì, la fiducia concessa a Turati nel momento forse più difficile della stagione comincia a dare i primi frutti sperati dopo la terza vittoria ottenuta dal Siracusa nelle ultime 4 partite e soprattutto con una classifica che, come dicevi, lascia finalmente intravedere una salvezza che torna più che mai alla portata per la squadra retusea, che a Picerno ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere la settimana scorsa nel largo successo casalingo sul Latina, in virtù di una gara condotta davvero bene, quella di sabato, a tratti dominata, e ad un centrocampo che è parso in grande spolvero grazie alla fantasia di Limonelli, tornato ad altissimi livelli, alla fisicità di Resimba. Adesso dunque si può guardare con maggiore fiducia la gara di domenica prossima con l'Altamura, che rappresenta tra l'altro una ghiottissima occasione per gli uomini di Turati per continuare a scalare una classifica che da quelle parti è sempre più corta, pensando anche finalmente in maniera più concreta, perché no, di potersi addirittura tirare fuori dalla zona play-out, cosa che fino a qualche settimana fa appariva quasi un miraggio. Sì, allora io vorrei sentire le parole del direttore sportivo del Siracusa, che è tornato di nuovo a mostrarsi e a fare sentire la sua voce. Sentiamo Antonello Laneri, vediamo cosa ha detto. Siamo contenti di aver portato a casa questo risultato, ma con questo è un campionato molto lungo e ancora non abbiamo fatto niente, quindi dobbiamo continuare in questa strada perché veramente quest'anno è un campionato equilibrato. Noi abbiamo fatto sempre queste prestazioni, abbiamo raccolto sempre poco e ancora per intervenire sul mercato c'è tempo e quindi dobbiamo fare più risultati possibili. Beh, in qualche modo dicevo, Antonello Laneri dice una grande verità, nel senso che il Siracusa ha pagato lo scotto dell'ingenuità in questo torneo nelle prime giornate, buona parte diciamo delle prime giornate, magari controllandolo per gran parte
della durata le gare, però non riuscendo poi fondamentalmente a realizzare, a concretizzare la mole di gioco che veniva espressa sul terreno di gioco, spesso per un'ingenuità, spesso per una contropiede, spesso perché magari evidentemente si pensava di poter arrivare al risultato pieno andando sempre avanti, poi alla fine ci si è ritrovato il Siracusa con diciamo troppi gol al passivo, spesso perdendo anche 1-0, devo dire anche, però non ha portato a casa punti. Adesso finalmente qualcosa incomincia a cambiare anche forse nell'approccio mentale, nell'atteggiamento mentale di questa squadra. Sì, è cambiato tantissimo, soprattutto dal punto di vista mentale. Tra l'altro dobbiamo sottolineare che proprio io sabato la squadra ha dovuto far fronte a numerose assenze. Ciò nonostante, ecco, il tecnico Turati sembra aver trovato la giusta quadratura di una squadra che con i due esterni difensivi che spingono in maniera pressoché costante come Cancellieri e Zanini, che nelle prime partite non avevano quasi mai giocato, una mediana molto più in palla rispetto a quanto si era visto all'inizio stagione. Ecco, sono questi elementi che in chiave tattica, ma non solo, possono consentire alla squadra di Turati di guardare avanti con ottimismo. Del resto il Siracusa ha dimostrato di sapersi lasciare alle spalle le insicurezze, le disattenzioni di cui parlavi all'inizio stagione. Deve comunque, non bisogna dimenticarlo, tra l'altro aveva incontrato delle squadre importanti, tutte quelle che occupano le formazioni, le posizioni più alte della parte sinistra della classifica, dunque adesso non può che esserci ottimismo in vista della gara di domenica, che appunto lo ripetiamo giocherà con l'Altamura al De Simone. Ieri l'Altamura ha perso il rimonto 2-1 in casa con la capolista Salernitana. Guardando i numeri, l'Altamura è una squadra che somiglia molto al Siracusa, ha realizzato un gol in meno rispetto agli azzurri 13, ne ha subito come gli azzurri 22, quindi si tratta di un altro scontro diretto da non sbagliare per gli Aretusei, che comunque hanno dimostrato di essere sulla strada giusta e possono continuare in quest'ottica a guardare avanti con maggiore entusiasmo. Angelo. Sì, una riflessione sulle parole di Antonello Laneri a proposito del mercato. Siamo nel mese di novembre, siamo nella seconda parte ormai del mese di novembre, alla riapertura delle liste di trasferimento non manca tantissimo nel mercato invernale. Allora che cosa il Siracusa potrebbe chiedere al mercato di riparazione? Sicuramente per ciò che si era visto nelle primissime partite, quando le difficoltà erano state più nelle situazioni in cui si giocava contro delle squadre che ripartivano in contropiede, avevano dei giocatori veloci, un centrale difensivo ecco, più completo, intendo dire, non solo ecco, fisicamente ma anche e soprattutto dal punto di vista della capacità di saper gestire situazioni di uno contro uno, quindi un po' più veloci rispetto a Bonacchi e Scevola e lo stesso Pacciardi, che comunque stanno ben figurando, sarebbe utilissimo alla causa del Siracusa. Così come un altro attaccante, perché comunque da un lato abbiamo visto Molina che sì, è entrato bene in quelli che sono gli schemi tattici della squadra di Turati, però comunque non sta riuscendo a segnare moltissimo, dunque farebbe comodo in vista del proseguo del campionato anche un altro attaccante di peso. Per quanto riguarda il centrocampo, ecco, le lacune che si erano viste inizio stagione sembrano almeno momentaneamente essere state colmate. Lo dicevamo prima, su tutti la presenza di un giocatore fisico come Rasimba, che ha fatto davvero la differenza e che anche quando era entrato la scorsa partita con il Latina aveva fatto molto bene. Dunque dal punto di vista numerico ecco, i centrocampisti non mancano, poi bisognerà vedere ecco, se ci sarà anche il budget e comunque la volontà da parte della società di intervenire anche nel settore di centrocampo. Bene, grazie allora a Marco Petrolito, buon lavoro, ci racconterai ovviamente di quanto succede in casa del Siracusa, nel caso ci fosse necessità nel corso dei nostri telegiornali, e poi ci ritroviamo con Anteprima Corner come sempre lunedì prossimo. Adesso parliamo di sì, grazie. Adesso parliamo di Trapani, che vediamo la classifica. Ha arrestato quella che era la sua corsa verso i piani alti, perché la sconfitta di ieri, c'è un ritorno in studio, non so se possiamo eliminare questo ritorno, grazie. Dicevo, allora ha stoppato decisamente il Trapani verso diciamo, le primissime posizioni, resta fermo a 17, si allontana dalle primissime posizioni e ancora dentro la griglia dei play-off. Vedo Franco Cammarasana. Franco, abbiamo purtroppo oggi 2 minuti di tempo, e allora ci fai la sintesi di quello che succede in casa Trapani? Non ci voleva questo stop? Assolutamente no, è stata tra l'altro una domenica con gioia e dolori per gli sportivi trapanesi, dolori perché non era prevista questa caduta del Trapani, che stava attraversando un buon momento,
4 vittorie nelle ultime 5 partite, già in zona playoff, poi la caduta un pochino rovinosa ieri a Potenza, un pochino addolcita la giornata. Non sentiamo più Franco Cammarasana, probabilmente ci voleva riferire al fatto che la squadra di basket della città in qualche modo ha dato soddisfazioni invece all'ambiente granata, all'ambiente... Per 55 minuti sì. in superiorità numerica, perché era andato sotto dopo appena 21 minuti. No, abbiamo un po' di difficoltà di collegamento con Trapani, allora ci fermiamo qui, sentiamo le parole di Aronica e dopo chiudiamo per oggi con Anteprima. Volevamo sicuramente fare meglio e auspicavamo un risultato diverso. Chiaramente 2 disattenzioni ci sono costati la gara, i 3 punti. Il secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo fatto anche un buon primo tempo, a prescindere dallo svantaggio, però il secondo tempo è stato a senso unico, non siamo riusciti a capitalizzare tutto quello che abbiamo creato e quindi, ripeto, rimane talmente tanto rammarico che è difficile da smaltire, perché se la partita fosse rimasta in bilico sicuramente anche sul finire l'avremmo pareggiata quantomeno. Allora, una Aronica che tutto sommato non è proprio scontento della sua squadra. Franco, ci dobbiamo solo salutare, vediamo se riusciamo a salutarci perché il tempo è finito. Grazie davvero, stavo dicendo prima che in qualche modo da Contraltare ha fatto la bella prestazione della Shakhtar Trapani, che insomma sta facendo molto bene nel suo campionato e non solo nel campionato ma anche in Europa. Grazie davvero a Franco Cammarasana, ci fermiamo qui. Grazie, ci ritroviamo con Anteprima Corner la prossima settimana come sempre lunedì alle 14:30 e vi raccomando stasera alle 20:45 con Corner, la versione estesa sempre su Telecolor.